Quando erano in fiore i ciliegi, tutto era silenzio nei giorni sospesi del coronavirus. La primavera è sbocciata dietro alle finestre coi suoi profumi, nonostante il mondo si fosse fermato, ma oggi i frutti rossi sono maturati e sono ancora più dolci. È così che nasce la 76esima edizione della Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP, come una luce in fondo al tunnel, come il momento della ripartenza, del ritorno alla vita. Il nostro è un territorio che è fatto di eventi culturali ma anche di enogastronomia, è un territorio che dà tanto da un punto di vista agricolo ed è giusto anche premiare queste eccellenze che sono il frutto di mesi e mesi di lavoro da parte dei nostri agricoltori. Si ricomincia a vivere, si riparte dalle idee. Così nasce una mostra 2.0. Mostra virtuale perché è stata mandata e trasmessa in streaming allestendo un vero e proprio studio televisivo all'interno delle sale, la sala consigliare del Castello Inferiore di Marostica, con dirette, con appuntamenti, ricette e facendo intervallare momenti anche goliardici a video del territorio, quindi video promozionali e anche dati effettivi tecnici sulla produzione della nostra ciliegia IGP, che ricordiamolo è l'oro rosso di Marostica. Oro rosso di Marostica che oggi ha il profumo della solidarietà. Queste ciliegie non sono solo belle e buone, ma fanno bene. Oltre ad essere appunto buone, diciamo, fanno del bene letteralmente, perché quest'anno il ricavato dalla mostra mercato, che come potete vedere queste qua sono già tutte vendute, hanno i cartelli, sono passate le persone questa mattina rispettando naturalmente le normative del Covid, per cui tutti a distanza di sicurezza, sono state vendute e l'intero ricavato andrà all'ospedale San Bassano.